La Regione del Veneto si costituirà parte civile nel processo penale per la vicenda PFAS che avrà inizio il prossimo 21 ottobre a Vicenza davanti al giudice per le udienze preliminari. Lo stesso farà l'ente provincia, lo hanno già fatto nei giorni scorsi la CGIL Berica e il comune di Arzignano. Nel procedimento sono imputati i vertici del Consiglio di amministrazione della Miteni SpA di Trissino per avere concorso a vario titolo all'avvelenamento delle falde acquifere per il consumo umano nei territori contermini alla sede della ditta e di aver provocato il relativo disastro ambientale doloso. Si mobilitano anche i cittadini. Ci stiamo costituendo come parte civile al processo che partirà a breve contro i manager miteni e per questo abbiamo anche attivato una raccolta fondi per fare fronte alle spese legali. A Roma 1 ora e mezza di audizione di alcuni esponenti del comitato di fronte alla commissione parlamentare sulle ecomafie, presieduta in questa occasione dal deputato dei 5 Stelle Stefano Vignaroli. Assenti le parlamentari venete Laura Puppato e Giulia Narduolo, entrambe del PD. I 5 componenti della delegazione NOPFAS hanno comunicato alla Commissione Ecomafie l'assenza di informazione da parte delle istituzioni locali sull'inquinamento da perfluoroalchilichi, la scarsezza di dati ufficiali sui danni agli alimenti, il ritardo del governo nello stabilire i limiti di inquinamento da PFAS nelle acque. La mobilitazione popolare continuerà. Domenica prossima, il 20 di ottobre, abbiamo organizzato insieme ai movimenti No FAS questa grande manifestazione perché vogliamo la bonifica del sito Miteni, perché solo attraverso la bonifica potremo un giorno ritornare ad avere la nostra acqua pulita e la nostra falda priva di FAS.